Buongiorno e ben ritrovati in diretta con Ore 13, come ogni mercoledì insieme alla CGIL che risponde alle vostre domande, quindi vi ricordo 0422 1626 798 per chiamarci, telefonate pure per fare le domande. Oggi lo vedete, parliamo di tasse, lavoro e pensioni, quello che sappiamo fin qui della manovra di governo, anche se aggiustamenti saranno possibili, lo ha ribadito anche in queste ore il Premier Giuseppe Conte. Saluto subito e ringrazio Giulia Busato del Patronato Inca. Buongiorno Giulia, ben trovata. Buongiorno, grazie. E con te c'è il segretario dello SPI-CGIL Pensionati di Treviso, Paolino Barbiero. Buongiorno. Buongiorno Paolino, ben trovato. Allora, c'è una cosa che mi ha colpito. Possiamo partire da questa, poi veniamo alle tematiche riguardanti questa giornata, però come ogni anno voi annunciate la campagna fiscale, per la campagna fiscale, dichiarazione dei redditi eccetera, c'è l'assunzione di una serie di figure, giovani, non giovani soltanto, si fa un corso e tutto questo, come sempre, quindi ti porta un attestato, quindi cominciato quello che dovreste dare a me, insomma, perché sono qui da anni ad ascoltare tutte le cose, cerco di impararle persino io. Però è vero che non riuscite a trovare queste figure, che è una cosa un po' strana, nel momento in cui, non dico c'è l'esigenza di far seguire al reddito di cittadinanza una prima proposta di lavoro, ma insomma c'è bisogno di trovare lavoro e voi non riuscite a trovare queste figure. Diciamo che fino a 5-6 anni fa avevamo richieste che superavano poi le persone che dovevamo assumere. E quindi era più facile anche strutturare i corsi di formazione e far fare poi il percorso di lavoro a quelli che avevano le migliori attitudini per fare questo servizio, perché poi si ragiona sui redditi delle persone e bisogna avere delle capacità di un certo tipo. Negli ultimi anni questa cosa è venuta meno, in particolar modo tra i giovani. Mentre invece tra le persone over 45-50, in particolarmente donne che sono uscite dal mercato del lavoro, si riaffacciano al mercato del lavoro e gli va bene anche lavorare per il periodo della stagionalità, perché purtroppo la dichiarazione di redditi viene fatta in un periodo stagionale. Se ci fosse la possibilità di farlo in un periodo più lungo noi saremmo più contenti. E abbiamo scelto anche Antena 3 per fare questa comunicazione di ricerca del personale, proprio per vedere se arrivano un po' di domande in più, perché tra l'altro poi noi siamo come CAF, quello della CGIL, quello che fa 300 ore di formazione complessivamente, anche di più, ed è una formazione del tutto gratuito, per cui abbiamo visto che negli anni chi fa il corso ha fatto la campagna fiscale con noi, magari ha continuato a rifarla, ma nel frattempo attraverso quel percorso ha trovato un'occupazione. Perché diciamo si è creato anche una competenza. Certo, no? Si è creato anche un'occupazione stabile. Per di più, con quella dote di formazione che mettiamo a disposizione, magari anche se non vengono assunti perché raggiungiamo il numero necessario alla Servizi Treviso, che è la società del CAF CGIL, possono avere l'opportunità anche su altri CAF. Per noi la cosa è importante, perché alla fine vediamo che persone che sono a casa con 3 mesi, e qualcuno facciamo anche la proroga a 4 di lavoro, con il contratto di commercio hanno la possibilità di aumentare il reddito familiare. Per i più giovani si fa comunque un'esperienza ed è utile anche per arricchire il curriculum rispetto a ricerca di lavoro in termini strutturali. Ma come se la spiega? Cioè noi stiamo dicendo, e lo sto ricordando adesso, che voi cercate, cioè voi date la possibilità di non solo acquisire una competenza, ma di dare dei soldini, quindi un'assunzione a tempo determinato. Come mai non? Non trovi, perché è un lavoro stagionale, quindi molto probabilmente le persone tentano di spingere o di trovare lavori continuativi. Tra l'altro è anche una stagionalità breve, non è una stagionalità di 6 mesi, perché noi cominciamo a fare la campagna fiscale ad aprile, maggio, giugno, quindi insomma sono poco più di 3 mesi, quindi è un periodo anche breve, però quello è. Adesso stiamo vedendo se in base alle normative che usciranno anche dalla finanziaria, invece di farlo di 3 mesi si può fare qualche settimana in più. È chiaro che a questo punto
se lo faccio in poco tempo devo assumere più persone, se lo faccio in un tempo più lungo ne posso assumere meno e questo consente alle persone di avere un reddito maggiore. Però siamo vincolati da un'attività che ci viene determinata dallo Stato, perché lo Stato... In base alla manovra? No, in base a quelle che sono le regole precedenti o in base a quelle che faranno. Adesso ti dicono che la campagna fiscale la devi fare da quel periodo a quel periodo. Certo, quella finestra lì. Vuoi aggiungere qualcosa? No, che peraltro comunque 3-4 mesi è un range di tempo che è utile poi anche a conseguire o a ottenere un'eventuale poi indennità di disoccupazione, perché i 3 mesi e 13 settimane nell'arco dei 4 anni sono quello che è uno dei 2 requisiti insieme alle 30 giornate nell'arco dell'anno solare indispensabili per poter accedere all'unica forma di indennità, diciamo, di ammortizzatore sociale rimasta, che è la NASPI, e per cui ci sarà, per carità, nel caso in cui uno avesse solo questa esperienza qui stagionale per la prima volta si ritroverebbe a avere magari una breve disoccupazione, ma comunque avere un reddito, ecco, garantito per quei 3, 4, 5 mesi, quindi unendo al lavoro più la disoccupazione. Certo. E per cui insomma anche per questo insomma ci aspettiamo che ci sia un po' un afflusso, ecco. Difatti noi quest'anno stiamo tentando, nei tempi che il Ministero delle Finanze ci dà per fare la dichiarazione di redditi, di vedere di rientrare dentro alle 13 settimane, in modo di consentire che oltre allo stipendio poi possono avere, se hanno i requisiti, la relativa disoccupazione. Chiarissimo. Allora vi ricordo 0422 16 26 798 se volete intervenire. Dunque, allora Barbiero, ci sono novità, qualcosa che possiamo dire o che avete capito sul fronte delle pensioni? Perché nei giorni scorsi avevamo letto e anche riportato noi stessi che c'è l'intenzione di ricominciare, di riallineare l'indicizzazione delle pensioni. Cosa vuol dire? Se sì, se c'è o no? Se arrivano questi soldini in più per i pensionati o no? La risposta secca è no, non arrivano soldi in più, però volevo fare 2 considerazioni veloci sul titolo. Allora, che abbiamo... quelli che erano dovuti, mettiamola così, non sono in più, ma quelli che erano dovuti? Quelli che erano dovuti ci danno. Tra l'altro non sappiamo neanche, ma lo sapremo a fine novembre, quanto sarà la rivalutazione in percentuale prevista per l'anno 2020. Però abbiamo scelto questo titolo oggi, che sono 3 parole che però sono emblematiche, ci vorrebbe una giornata intera di discussione. Tasse, lavoro e pensioni. In mezzo ci sta il lavoro è quello che produce le tasse, perché sul lavoro ci sono le tasse, e il lavoro è quello che poi alla fine di un certo periodo ti fa andare in pensione. E quindi il centro, il cuore è là. Quindi noi stiamo insistendo perché il governo faccia un'operazione in cui si ridia valore al lavoro. Ed è chiaro che ci vorrebbero molto più soldi per rispondere alle richieste che noi stiamo facendo, ma un primo passo è stato fatto, perché nel 2020 per i redditi più bassi ci sarà un incremento su base annua del reddito. Qui c'è un problema che bisogna... Cioè 40 euro nei 6 mesi, sì, però secondi 6 mesi. Sì, qui però dobbiamo riprendere una situazione critica che si era determinata con gli 80 euro di Renzi, perché gli 80 euro venivano dati a tutti quelli che prendevano di più di 8.000 euro e fino a 26. Quelli che prendevano meno di gli incapienti non prendevano niente. Noi stiamo dicendo al governo: se mettete questi soldi a disposizione, fate un'operazione in cui quelli che devono prendere questi soldi in più partono da 0 e non da 8, perché sennò tu hai sempre una fascia di persone che lavorano, sono poveri, restano poveri, non diventeranno sicuramente ricchi con 50 euro in più, ma sicuramente possono stare un po' meglio. Questo è il primo passo. Il secondo: c'è una parte consistente di lavoro in cui... Poi sentiamo la telefonata. Una parte consistente di lavoro dove non si pagano le tasse o si eludono le tasse, perché si fanno contratti pirati, perché fanno lavorare i lavoratori in nero. Tutti i giorni ormai le cronache ci riportano queste situazioni, dal caporalato nell'agricoltura al fatto che anche gli industriali, gli artigiani l'altro giorno hanno denunciato che ci sono 300 laboratori che lavorano sotto costo. A me piacerebbe molto che, siccome sanno che ci sono i laboratori, dicano anche chi sono i committenti e quindi chi sono quei grandi imprenditori che danno il lavoro sotto costo, perché alla fine sembra sempre che sia colpa di qualcun altro, invece le colpe sono trasversali e bisogna renderli evidenti. Facendo solo questi 2 esempi noi pensiamo che possa arrivare a un portato di tasse in più, e queste tasse in più possono agire su 2 versanti: uno, ridurle, quindi fare l'intervento che finalmente è stato messo in manovra, che è quello di ridurre la pressione fiscale
tagliando le aliquote, le prime 2 aliquote, quelle che intervengono sui redditi più bassi, e non di fare una tassa unica come c'era prima, visto che dicono che no, che non si riducono le tasse. Qui invece si riducono con una logica di chi ha meno paga un po' meno tasse, di chi ha ne più si può fare il passaggio dopo, ma io farei cambio con chi paga più tasse perché prende 100.000 euro al posto di chi ne paga meno e prende 10.000, perché c'è anche una correlazione da questo punto di vista. Sentiamo la telefonata. Aspetti, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno signora, prego. Io sono Ludmila e sono una badante, chiamo da Vittorio Veneto. Siccome ho pagato le tasse, ho pagato contributi da 12 anni, sono 15 anni in Italia. Volevo sapere se c'è qualcuno che mi torna questi contributi che li ho pagato io per andare a casa, perché ho 66 anni, ho nipoti, ho... Allora signora, lei bisogna che vada a fare la verifica dei contributi. Sì, no, ma non hai 15 anni, non hai 20 anni versati, quindi non c'è niente. No, bisogna sicuramente che faccia un passaggio presso i nostri uffici, perché chiaramente bisogna vedere tutta la situazione complessiva della signora, se ha contribuzione nel paese di origine, l'età, se ci sono convenzioni con il nostro Stato e il paese di origine, quindi uno sguardo complessivo e poi vedere di capire se ha la possibilità magari all'età di vecchiaia, unendo i contributi, di ottenere una forma di pensione per cui l'Italia pagherà la parte che ha versato qui, però è tutto molto, insomma... No, bisogna entrare nel dettaglio. Bisogna entrare nel dettaglio. Lucilla, signora mi sente? Un italiano deve versare a 20 anni di contributi. 20 anni di contributi ci vogliono in Italia, ma lei aveva lavorato nel suo paese prima? Io ho versato 12 anni di contributi, io non voglio la pensione, io voglio i contributi che li ho pagato io, signora, il mio datore di lavoro, di tornare i contributi. Io vado a casa senza pensione. Ah, ho capito. No, non si può fare. No, perché io voglio è morto intanto, da un po' di tempo. Vale la stessa regola, qua non c'è il problema di italiani stranieri. Una persona italiana per avere diritto alla pensione deve versare 20 anni di contributi. Se versa 19 anni di contributi non prende la pensione e neanche i contributi indietro. Cioè li ha regalati. Li ha regalati, così, sono come si dice il cosiddetto fondo silente fatto in questo modo. Dopodiché è chiaro che se questa persona che lavora ha una famiglia e c'è il marito che ha la pensione, se la pensione del marito supera una certa quota non ha niente, se invece non c'ha il marito ed è da sola può prendere la pensione sociale, ok? Ci sono queste situazioni, quindi quello che la signora chiede è una cosa che non esiste, perché sennò andremo a fare una differenza tra lo straniero e l'italiano ed è una cosa impraticabile. Sì, io sono moldava, non è Capito, signora, può essere anche... Sì. Può essere anche albanese, non cambia, il concetto è quello. E questo, esatto, poi questo mentre se la signora moldava ha 10 anni di lavoro nel suo paese e la Moldavia ha una convenzione con l'Italia come molti altri paesi ce l'hanno, io ho un parente che è in Australia che ha lavorato 5 anni in Italia poi è andato in Australia, prende la pensione australiana più lo Stato italiano gli manda giù l'equivalente dei 5 anni. Esatto. Allora io posso portare da casa mia anni che li ho lavorato più questi anni. Certo, viene da noi, facciamo se lei ha lavorato nel suo paese, le domandavamo questo. Io ho lavorato 25 anni nel mio paese, ho 6 figli, 8 nipoti, non li vedo mai. E quanti anni? Beh, bene che voglia tornare da loro per affetto. Giulia, voglio dire. No, aspetta, io ho 71 anni per andare in pensione. Ludmilla, scusi perché qua stiamo acquisendo dei dati ulteriori, ma quanti anni ha, chiedeva Giulia? 66 anni. 66 allora. Sì. Quindi considerato che l'età per la pensione di vecchiaia in Italia sono i 67 anni, direi che è giunta l'ora di fare un passaggio all'Inca, al patronato Inca Treviso per fare un quadro della situazione, magari chiedere appunto... Ecco, devo andare a Treviso per vedere cosa devo fare. Vi ringrazio. Perdona, è vero, lei è di Vittorio Veneto. Grazie per la trasmissione. Può andare a Vittorio Veneto, signora, abbiamo una sede a Vittorio Veneto, va all'Inca Vittorio Veneto. Sì, grazie mille, grazie mille. Grazie a lei, buongiorno. Allora, è già tempo della prima pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo. Parla. Ore 13, torniamo in diretta, c'è subito una telefonata, parliamo di tasse, lavoro e pensioni. Pronto, buongiorno.
Pronto? Buongiorno, sono Franco da Udine. Franco mitico, Allora, ci dica. tasse e recupero del nero, evasione, no? Praticamente, se il governo facesse una bella legge, no, pronto? Sì, Sì, se il governo facesse una bella legge, no? Che tutti i scontrini che noi paghiamo così, caffè, caramelle, il dentista, l'idraulico, potessimo scaricarlo come fanno in America. L'evasione e le tasse sarebbero pagate da tutti, perché io se vado dal dentista pretendo la fattura e la scarico, certo. e quindi lui non può evadere. Ma cosa ci vuole? Ma questa è una delle idee, Franco, cioè lo era negli anni, ma non adesso. Questo governo del cavolo, no? Ma le cose, un parto difficile e dispendioso per il POS. E allora? Franco, grazie, chiarissimo. Grazie. Oggi c'è la lotteria degli scontrini, che era un'idea di Bitonci già applicata in altri paesi, ma non si è fatta l'anno scorso, la dovrebbero fare appunto adesso, ma il fatto di scaricare molte spese invece ci aiuterebbe. Su questo ha ragione Franco, ma non si fa. Ma questa storia che si racconta dell'America non è proprio così. In America funziona che quando prendono un evasore gli mettono le manette. C'era un grande mafioso che non sono mai riusciti ad arrestare in America ed è andato dentro per evasione fiscale. Al Capone. Quindi anche là è fantasia, perché tu puoi dire al dentista che ti faccia la fattura perché la scarica, ma se il dentista ti dice ti faccio 100 più il 22% di IVA, e perché tu scarichi la parte equivalente, se il commercialista ti dice te faccio 80 in nero, c'è il rischio che la persona scelga di 80 in nero. Credo che Cambia poco. Cambia poco, per come sono fatti gli italiani. Credo sia più funzionale invece dare continuità a tutte quelle iniziative che rendono tracciabile il denaro. Okay? L'anno scorso, proprio in questi studi, a inizio di quest'anno, grande discussione sulla fatturazione elettronica, con gli artigiani, certo, tutto quello che ci va dietro. Poi io ho detto, guardate che la fatturazione elettronica è stata fatta dal governo di centrosinistra perché ha messo a bilancio 1,5 miliardi in più di entrate per effetto di questo sistema. Quando è arrivato il nuovo governo con Salvini, non è che l'hanno tolta, l'hanno lasciata, perché se la toglievano dovevano dire dove andavano a coprire quel 1,5 miliardi. Fine dell'anno è entrato il doppio, 3 miliardi. Quindi se andiamo a rivedere le trasmissioni, infatti la rivendica Renzi, noi abbiamo la memoria corta, perché se andiamo a rivedere le trasmissioni di inizio anno in cui ci scannavamo su questo e adesso tutti dicono che arrivano soldi in più, stessa cosa per gli assegni familiari telematizzati. Adesso a questo punto, se il contante non circola più e si paga tutto con carta, che mi lasciano lo scontrino e la carta quando paga va intestata alla fattura di chi non mi fa lo scontrino del bar piuttosto che dell'idraulico, tutto quello che ci va dietro, alla fine basta incrociare i dati automaticamente, certo, e la festa è finita per tutti. Sentiamo la telefonata, poi si possono ridurre le tasse. A te. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Giancarlo da Silea. Giancarlo. Sì, buongiorno. Volevo domandare al signor Barbiero, che ho sentito dire che nella prossima finanziaria del prossimo anno i lavoratori dipendenti avranno 40 euro in più sulla busta paga. Ecco, volevo sapere se questi 40 euro sono validi solo per i lavoratori dipendenti o anche per noi pensionati abbiamo 40 euro in più. Ecco, volevo dire solo questo. Posso dire che ci sono 40 euro, cioè di cuneo fiscale, che avranno i lavoratori dipendenti, avranno 40 euro. Giancarlo ha centrato un punto importantissimo. Grazie, resti con noi. Paolino? Questo è uno dei problemi che stiamo ponendo al governo, perché questo intervento riguarda i lavoratori dipendenti e riguarda i lavoratori dipendenti fino a 28.000 euro, adesso stanno ragionando sulle soglie. È chiaro che i pensionati non c'entrano in questa misura e tra l'altro, oltre a non entrarci in questa misura, non hanno neanche un adeguamento di quella che è la pensione, la cosiddetta perequazione. Che si era detto invece. Quindi la risposta è no, non ci sono anche ai pensionati, però noi su questo stiamo spingendo perché il governo faccia delle scelte che guardi anche alle pensioni, perché sennò c'è il rischio che con il
non con il passare del tempo, con il tempo che passa, perché già una parte di pensione è stata erosa, si riduca sempre di più e venga meno il potere d'acquisto, però poi magari diciamo anche quali sono i quattro punti. Quali sono i motivi per cui andate in piazza il 16 novembre, poi lo ricordiamo. Allora, Giulia Busato, con te cosa raccontiamo oggi? Un po' ci hai già detto della NASPI, giusto? Sì, in realtà il tema L'unico ammortizzatore sociale è rimasto. Sì, esatto, e siccome purtroppo la precarietà è una realtà che io vivo direttamente ogni giorno, perché appunto i nostri sportelli vengono moltissimi appunto con la richiesta di un ammortizzatore sociale, è sempre bene ricordare un po' quali sono i termini di questa cosa e quali possibilità ci sono, insomma. La NASPI è l'unica forma adesso di disoccupazione che c'è, fatto salvo per la DISCOL, che è quella che riguarda i collaboratori a progetto, e la rimpatriati, che è un'altra forma di indennità, di indennizzo che c'è per coloro che lavorano all'estero o come appunto primo lavoro, comunque lavoro stagionale, e poi rimpatriano in Italia, hanno 30 giorni di tempo, comunque è bene che si rechino immediatamente al centro per l'impiego a fare la dichiarazione di rimpatrio e la dichiarazione di messa disponibilità al lavoro, e dopodiché c'è la possibilità di percepire un'indennità secondo delle tabelle che sono riviste ogni anno dal Ministero appunto, e sulla base di alcune convenzioni con i paesi europei e anche extraeuropei, fino a un massimo di 6 mesi. Nel caso di prima occupazione all'estero, di prima esperienza appunto all'estero, non c'è un limite, non c'è un requisito minimo per accedere a questa indennità, per cui si possono percepire fino appunto a 6 mesi. Successivamente, nel caso di altre esperienze, appunto ci dovrà essere un minimo di mesi di retribuzione di contribuzione versata all'estero, quindi dai 7 ai 12 mesi. Rimpatriati, che dici tu? Rimpatriati, quindi chi lavora all'estero, molto spesso vedo anche molti che vanno giovani in Inghilterra, che mamma mia, vedo moltissimi giovani che di recente sono venuti, che hanno fatto stagioni che all'estero. vadano in Inghilterra diventino tutti poi scienziati, tornano. invece non è così. Poi a volte vanno a fare i camerieri. Molti tornano, e quindi c'è la possibilità quindi poi anche di avere questo primo ammortizzatore che permette insomma di rimettersi un attimo. E tra l'altro pochi lo sanno. Sì, no, è vero, pochi lo sanno, pensano che non avendo versato contribuzione qui non ci sia la possibilità di avere una disoccupazione, insomma invece non è così. Non è così. Allora, sentiamo la telefonata perché poi siamo già in tempo di pubblicità. Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Anna Maria. Anna Maria. Volevo fare una domanda sulle pensioni. Io ho 30 anni di industria, ho fatto 35 anni di lavoro e 5 anni l'ultimo di badante. L'ultimo periodo di badante mi ha ridotto la pensione, cioè facendo la media prendo meno di quello che... cioè prendo 600 euro insomma dopo 30 anni di industria. Ma Anna Maria, lei è già in pensione, chiede Paolino Barbiero? Sì, io sono in pensione da 4-5 anni. 4-5 ho 67 anni. Quindi è andata in pensione con i 41 anni di contributi? No, 35 anni con una salvaguardia, penso. Con l'opzione donna? L'opzione donna credo a sto punto, no? Sì, opzione donna. No, è stata fatta prima, non salvaguardia, una delle 8 salvaguardie. Se c'era la possibilità di fare un conteggio dei contributi versati effettivi, che forse mi conviene. Sì, è del 52. Sono quelli del 52. No, adesso così, molto a naso, converrebbe, visto che ha raggiunto l'età di vecchiaia, quindi 67 anni, fare un calcolo di quello che ha fatto l'INPS a suo tempo per vedere, perché ci sono delle norme dove che al raggiungimento dell'età di vecchiaia si può fare il ricalcolo della pensione, però è un possibile adeguamento. È impossibile farlo qui in televisione, un possibile adeguamento, sì. Quindi cosa dovrebbe fare Anna Maria? Recarsi viene da noi allo SPI, non so di dove, non capisci lei, mi pare. Montebelluna. Montebelluna. Va all'ufficio della CGIL di Montebelluna e chiede di pizzaia Armando. Meglio di così. Anna Maria, che servizio di chi è che devo andare? Pizzaia Armando. Armando, sentito? Va bene. Ecco, buona ricerca Anna Maria, buona giornata intanto, ci rivediamo tra pochissimo. A voi. Tra pochissimo.
Torniamo in onda, ore 13, siamo alla CGIL che risponde, dunque mi dicono, c'è già una telefonata oggi, tutto così, la sentiamo subito, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Gianfranco da Padova. Gianfranco, allora, ci dica tutto. Io volevo parlare in merito all'evasione fiscale, che mi sembra veramente che siamo un paese assurdo. Allora, chi propone questo, l'arresto eccetera eccetera, se non erro Conte, ha dei contenziosi di tasse non pagate. Il suocero di Conte, ne è scritto nei giornali, mi sembra 2 milioni di euro o di evasione o di mancate tasse pagate. Il padre di Renzi, anche oggi è scritto 200.000 euro di evasione, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, io mi domando, ma porca della miseria, ma come si fa che questa gente faccia la morale quando sono loro i primi che non pagano, che dovrebbero dare l'esempio, dovrebbero praticamente sì, vabbè, però Gianfranco, uno che fa una cosa del genere deve dare dimissioni. Ma esatto, allora questa è, diciamo, la seconda parte del ragionamento, però l'importante è che eventualmente alcune cose, se le reputiamo tutte importanti e utili per il nostro paese, siano fatte al di là delle parentele. Ma sicuramente però devono essere fatte da persone andranno in galera, no? Allora, non hanno scheletri nell'armadio, certo, altrimenti ci prendiamo in giro, perché sicuramente queste persone non verranno mai coinvolte, non verranno mai sanzionate, non verranno mai, perché sono al potere, e quello è il punto. Beh, in parenti, insomma, noi vogliamo sperare che non sia così, no? Che non hanno, come si dice, scheletri negli armadi, allora possono parlare. Sì, ma Gianfranco, aspetti, quando Matteo Renzi era capo del governo è partita l'inchiesta sui suoi genitori, quando Salvini era al governo ne sono partite altre, certo. Cioè ci sta anche questo ragionamento, abbiamo sempre paura che i potenti siano tutelati da altri poteri, però è successo così, se lo ricordo. È stato di fatto, perché ne hanno fatti di tutti i colori, però non ha mai pagato nessuno. Cominciamo a guardare le banche vediamo quello che è successo con le banche venete. Guardi, su questo milioni, però cosa succede? A quelli vanno a farsi la spesa a Milano nei centri e c'è la gente che si ammazza perché noi gli hanno portato via. Su questo Gianfranco non possiamo che essere d'accordo. Questo è il punto, non c'è, per la povera gente ci sarà il carcere, ma per i grandi, i furbi, mi auguro che non sia così. Ed è sempre stato. Mi auguro che non sia così. Gianfranco, la salutiamo intanto, così andiamo avanti anche con altri temi. Voleva dire qualcosa, Barbiero? Sì, no. Che ci sia un elemento di sfiducia su chi fa le regole, fa le leggi e poi magari non ha comportamenti adeguati, è vero, però chiaramente poi le persone che sono là sono in rappresentanza delle scelte che si fanno quando si vota. Poi uno può dire che questo governo io non l'ho votato perché si è formato in Parlamento, ma il Parlamento è stato votato. Prima ha citato Renzi, ha citato Conte, io potrei citare Salvini e andare avanti con tutto quello che chi ci rappresenta in qualche modo ha degli scheletri negli armadi. Però guardiamo invece a come, per quanto ci riguarda noi come sindacato, riusciamo a fare pressione perché il governo da una parte e il Parlamento dall'altra facciano norme che evitano che questi comportamenti si ripetano anche per loro stessi. Per esempio la fatturazione elettronica, come dicevo prima, ha generato più 3 soldi. miliardi. La questione degli assegni familiari, il fatto che non si faccia più su dichiarazione sui pezzi di carta ma per via telematica, ha fatto risparmiare all'Inps 500 milioni. Perché? Perché prima c'erano persone che in modo scorretto, tra accordi con dipendenti e imprese, chiedevano assegni e scaricavano i soldi quando questo non c'era nessuno di diritto. noi elegge nessun governo, ma è il Parlamento a farlo, no? Perché poi è una di quelle altre distorsioni delle credenze pubbliche. Diciamo. Telefono. Avanti. Giulia, non riesco a parlare, ci devi dire qualcosa adesso di più? No, volevo che ripetessi quella cosa dei rimpatriati che sono italiani, quindi tra poco la ripetiamo e poi arriviamo di nuovo alla Naspi. Telefonata, pronto? Buongiorno, sono Marco da Mogliano Veneto. Marco, prego. Buongiorno, io desidero parlare sulle pensioni dei sindacalisti, le famose pensioni d'oro, che hanno i sindacalisti politici. Io so che gente che ha fatto 30 anni in industria prenderà la pensione misera di 600-700 euro al mese. Voglio sapere come c'è questa disoccupazione fra pensioni dei sindacalisti, pensioni dei politici e pensioni della gente comune. Marco, io ho capito perfettamente, lei fa riferimento al caso di anni fa, Bonanni, eccetera, eccetera, per citarne uno. Grazie Marco.
là è un caso diverso, si andava con il retributivo, c'era la possibilità e quindi lo stipendio. Vitalizi, queste cose. Ha detto pensioni d'oro e pensioni dei sindacalisti, no? E la differenza con le pensioni normali, no? Le pensioni dei sindacalisti sono le pensioni normali come uno che fa l'operaio metalmeccanico. Se poi nel sistema c'è qualcuno che fa il furbo e quindi fa versamenti nell'ultimo periodo per aumentare la pensione, quello è un problema del singolo, non come si dice, il sindacato nel suo insieme. Ci sono anche lavoratori che per esempio gli ultimi anni non fanno mai le ferie, poi se le fanno pagare perché così hanno un po' di pensione in più. Ci sono per esempio i lavoratori autonomi, quando il calcolo veniva fatto negli ultimi 5-10 anni, che per 20 anni dichiaravano il minimo, quindi 14-15 mila euro, e gli ultimi 5 dichiaravano 5 volte il doppio, perché così avevano una pensione più alta pur avendo versato i contributi prima. Ce n'è per tutti, quindi lui ha ragione, però anche su queste questioni, per esempio delle pensioni privilegiate, una serie di interventi il governo li ha fatte, chiaramente li ha fatte per quelli che stanno venendo adesso e quelli che verranno dopo, perché intervenire sul pregresso è complicato, perché quando intervieni sul pregresso di quelli che hanno questi privilegi, tu rompi uno schema. Ok? Dove allora puoi intervenire anche sugli altri, dove finisce il privilegio? Se uno che prende 500 euro di pensione e ha solo quelli, perché magari ha versato anche meno di quello che versava perché faceva il lavoro nero a suo tempo, può benissimo dire che uno che ne prende 2.500 e ha versato 44 anni può averne anche meno, perché come si dice secondo lui, siccome ne ha 2.000 in più può avere meno. Stiamo attenti su questi discorsi. Giulia, vuoi aggiungere? No, io purtroppo l'unica forma, una delle forme di garanzia della legge è che possa prescrivere solo per il futuro e non sia retroattiva, altrimenti appunto è vero che certe ingiustizie ti sembra doveroso andarle a colpire anche per il passato, ma non è possibile, perché poi cade tutto un sistema di uno Stato civile. Ma difatti c'era qualcuno che voleva ricalcolare le pensioni, e quando ha messo questa idea di ricalcolare le pensioni per fare cassa, guardate che non era il problema di tagliare i 50.000 privilegiati, ma era di calcolare le pensioni di 15 milioni di pensionati. Certo. Telefonata ancora, pronto? Sì? Sì, prego signora, buongiorno. Pronto? È lei, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Giancarla. Volevo fare una domanda al signor Paolino Barbiero circa il modello RED. Bene, Devo prego. sapere, sì, nel caso specifico, mio papà ha 96 anni, è pensionato, fa i 7,30 e dall'anno scorso prende la pensione di accompagnatoria per invalidità al 100%. Deve fare il modello RED? Sì. E come si fa? Fissa un appuntamento con il CAF, quello più vicino. Sì. I ricoveri, c'è necessità di capire se ha fatto ricoveri. Perché nel 7,30 non è ricompresa la pensione di accompagnamento? Beh no, è esente IRPEF. No, perché è esente IRPEF. Quindi Giulia cosa deve fare? È esente INPS, quindi no, non è compresa IRPEF, cioè i 516 euro di accompagnatoria non pagano tasse. Ho capito. Ma nel 7,30 compaiono o no? No, non compaiono. Ah, ho capito. Per quello è necessario, le diceva adesso anche Giulia Busato, andare a sì, ogni anno fare ho capito. Pensavo che anche l'accompagnatoria fosse inclusa nel 7,30, allora dove siamo a posto. Signora, tutte le prestazioni che sono aggiuntive alla pensione del singolo vanno dichiarate ogni anno attraverso RED, perché possono variare. Siccome ci sono prestazioni aggiuntive che non sempre sono in dichiarazione di redditi perché non tassate, questo va verificato. Chiaro. Capito. Grazie Giancarla, buona giornata. Buongiorno. Allora, ultima pubblicità e poi ricominciamo da Giulia Busato. Ok. 5. Ore 13, ultima parte insieme, allora moltissime chiamate oggi. Giulia Busato, ricominciamo da te. Naspi, torniamo su quello. E prima, ma con una definizione, perché secondo me non l'abbiamo sottolineato bene prima, cosa sono l'indennità per rimpatriati, che sono i nostri? Riguarda lavoratori italiani, quindi che hanno lavorato all'estero anche per stagione. Adesso capita molto spesso anche i ragazzi che vadano in Spagna, Inghilterra, fanno la stagione estiva, poi tornano e c'è la possibilità di avere questo indennizzo che va fino a 180 giorni, e se tra l'altro la prima volta che lo si richiede non ha neanche dei requisiti o dei limiti particolari, se non quello di... Cioè scusa, io vado a lavorare in un pub 3 mesi a Londra,
Sì, facciamo un'ipotesi concreta. Torno. La cosa fondamentale è che io mi presenti al centro per l'impiego, possibilmente entro i primi 8 giorni sarebbe la cosa ideale, per cui l'indennità mi parte dall'8º giorno del rientro in questo modo, altrimenti entro comunque 30 giorni dal rientro recarsi al centro per l'impiego, dopodiché si apre non c'è un termine di scadenza per presentare la domanda, fondamentalmente solo questo passaggio obbligatorio prima al centro per l'impiego, dopodiché fatta questa cosa si viene ad esempio al patronato e si può inoltrare la richiesta all'INPS, per cui si ha, nel caso tra l'altro di prima esperienza lavorativa all'estero con rimpatrio, non c'è nessun limite di mesi o settimane lavorate, per cui uno può ricevere fino ai 6 mesi appunto di indennità. Fino a 6 mesi? Sì. Questo è importante perché magari molti genitori hanno i figli qua dal nord-est che si spostano, vanno appunto nei paesi, vanno a fare un'esperienza, non solo di studio, eccetera, eccetera. Allora, nuova assicurazione sociale per l'impiego, che ormai è di 4 anni fa, però insomma, cos'è la NASPI non più nuovissima, ma ormai è l'unica insomma, forma, non c'è più la mobilità, non c'è più l'ASPI, mini-ASPI, altre forme di disoccupazione. Nel caso appunto di perdita involontaria del posto di lavoro, quindi per macro ipotesi, licenziamento o scadenza del contratto, oppure dei casi eccezionali in cui ci sono delle dimissioni per giusta causa, e quindi quello è una delle eccezioni, assieme al caso della lavoratrice madre che può rassegnare le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino, e sono le 4 ipotesi insomma, che danno accesso alla NASPI. Bisogna aver lavorato almeno 13 settimane nell'arco del quadriennio, dalla fine del rapporto di lavoro appunto va indietro di 4 anni e si verificano appunto i contributi versati in quel periodo, almeno 13 settimane, quindi un po' più di 3 mesi, e almeno 30 giornate di effettivo lavoro nell'arco dell'ultimo anno solare. Avendo queste condizioni, entro 68 giorni, 2 mesi diciamo, dalla fine del rapporto di lavoro, si può presentare domanda. L'indennità dipende appunto, la durata dell'indennità dipende da quanto uno ha lavorato nel quadriennio, per cui viene versata la metà del periodo lavorato, quindi fino a un massimo di 2 anni nel caso in cui uno abbia lavorato 4 anni. Cioè dura un massimo di 2 anni. La NASPI dura un massimo di 2 anni, giusto? Da un minimo di 1 mese e mezzo, diciamo, nel caso delle 13 settimane classiche, oppure al massimo di 2 anni di indennità. C'è anche la possibilità di chiedere l'anticipo di questa prestazione, quindi di averla liquidata in una soluzione appunto una tantum, nel caso in cui io decida di aprire una partita IVA o di iniziare appunto un'attività. Cioè, quindi scusa, io ho lavorato, ipotizziamo i 4 anni, resto senza lavoro. Ho diritto alla NASPI. Ho diritto alla NASPI. Della durata tra l'altro di 2 anni. Giusto? Ipotizziamo. Posso chiedere di avere quei soldini in anticipo perché magari voglio aprirmi un'attività e mi serve un capitale. Non trovo lavoro, non riesco a occuparmi, oppure ho intenzione di farlo, so che c'è anche questa possibilità e ho 30 giorni di tempo dall'apertura della partita IVA o dall'inizio dell'attività per fare questa richiesta. Insomma. Va bene, sentiamo chi c'è al telefono, pronto? Mi sa che ora abbiamo fatto aspettare un po' troppo. No, era appena arrivata, credo, la telefonata. Ragazzi, cerchiamo di ricontattarla così poi la sentiamo. Allora, abbiamo detto 16 novembre in piazza. Sì, 16 novembre c'è una manifestazione unitaria del sindacato dei pensionati al Circo Massimo. Noi la stiamo preparando con iniziative che stiamo facendo in tutti i comuni e con un attivo di tutti quanti i pensionati che collaborano con noi il 7 novembre al BHR Hotel di Treviso. E praticamente noi andiamo a segnalare una situazione di poca attenzione che il governo ha per quei 16 milioni e oltre di pensionati. I 4 punti quali sono? I 4 punti: c'è il problema di rivalutare le pensioni piene anche sopra 3 volte il minimo, perché fino a 3 volte il minimo sono rivalutate a 100%, poi da 4 volte il minimo, 5 volte il minimo, 6 volte il minimo diminuisce la rivalutazione, e stiamo parlando di tutte quelle pensioni che hanno versato di più di 40 anni di contributi, cioè di quelli che hanno sostenuto il sistema, anche che hanno garantito la sussidiarietà per pagare le pensioni sociali di chi non ha versato contributi. Quindi rivalutazione piena anche per queste persone. Poi c'è la questione il paniere.
Allora, quando si fa il paniere per calcolare se la pensione deve aumentare l'1%, il 2%, il 3% rispetto all'Istat, si prende un paniere generalistico che è fatto più sul target di una famiglia normale di giovani. Il pensionato ha spese diverse, compreso quelle per stare in salute, farmaceutiche e quant'altro, e ha consumi diversi. Cioè non è un paniere adattato alle esigenze o alle spese dei pensionati. Credo che al pensionato l'incidenza del tablet sia inferiore rispetto al giovane che magari ne cambia 2 all'anno. Allora, telefonata tra pochissimo. Terzo e quarto punto? Il terzo punto è una legge sulla non autosufficienza, perché poi tu puoi essere pensionato e essere autosufficiente, ma arrivi a un certo punto in cui non ce la fai e devi rivolgerti a chi ti dà l'assistenza, che può essere la badante piuttosto che la casa di riposo. Sono costi che sono aumentati all'infinito, non sono più sostenibili e molto spesso scade anche la qualità di prestazione. Ieri c'era una manifestazione, no? Sotto Palazzo Balbini. Ieri difatti c'era. Però lei si ricorda, l'abbiamo chiesto a Luca Zaia proprio qui, lui ha detto la legge è pronta, non la facciamo prima. No, la legge non è pronta, ma la prossima volta la trasmissione avrà il titolo Case popolari e case di riposo, quindi annuncio già cosa vogliamo discutere la settimana prossima. Perché anche qua si parla tanto di autonomia e le cose che si possono fare senza disturbare Roma a costo zero non si stanno facendo. Cos'era? Il quarto punto, c'è tutta la questione che noi stiamo sostenendo anche a livello delle nuove generazioni, proprio perché non vogliamo passare per quelli che pensano solo a noi stessi e non ai nostri figli e ai nostri nipoti. Bisogna fare in modo che la legge Fornero sia superata sul serio e non con quel bluff cosiddetto di quota 100 che finirà tra telefonata, pronto? Ma la pensione di garanzia per i giovani che garantisca almeno il 60%. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo parlare con il signor Barbiero. Eccolo qua. Sì, volevo dei chiarimenti più che altro, signor Barbiero, perché io sono andato in pensione nel 2007 e dal 2007 ho avuto una carità di aumento e non so perché questi motivi qui, perché se tutto aumenta uno dovrebbe essere adeguato all'aumento, no? La seconda cosa, signor Barbiero, perché io ho fatto 18 mesi di artigiano nel 74-75 e sono stato liquidato, tutto il resto l'ho fatto sotto ditta, insomma, diciamo, no? E perché mi hanno detto che io ero liquidato con quei 18 mesi, ma non bensì con quei 38 anni di contributi. Allora, aspetti, la risposta a Giulia Busato, però resti in linea se abbiamo bisogno di farle qualche domanda. Allora, sull'inadeguatezza dell'adeguamento lascio Paolino, ma sul fatto che la sua pensione sia caratterizzata dalla contribuzione da autonomo è forse, proprio perché si tratta solo di 18 mesi, è proprio veramente una questione solo terminologica, diciamo, perché purtroppo la contribuzione da autonomo prevale nel momento in cui, diciamo, c'è da assegnare anche vogliamo solo dire il nome, diciamo, la pensione, quindi anziché una VO, una pensione da lavoro dipendente, è una VO auto, una VO art, insomma da autonomo artigiano, però in realtà non c'è l'incidenza maggiore, ce l'ha la contribuzione sicuramente da fondo lavoratori dipendenti, perché comunque è un'unica gestione in cui ha versato. Più che altro è da capire se il fatto che la pensione si caratterizzi per questo aspetto qui precluda altre cose, perché ad esempio la pensione da autonomo, diciamo, non permette di avere gli assegni familiari nel caso in cui il signore, insomma, dovesse averne diritto, ma questo va verificato. Ed è possibile anche capire eventualmente se c'è la possibilità di convertire questa pensione adesso, certo, eliminando quella contribuzione che però in quel momento evidentemente era indispensabile per lui per andare in pensione. Allora, so che voleva intervenire, però le chiedo velocissimamente, quanti anni ha, chiedono qui? Scusi, ma... quanti anni ha? La prego, risponda a questa domanda. Quanti anni ha? Facciamo fare la domanda. Come? Dico, se ha già la soluzione... Se no, cioè, a me interessa sapere quanti anni ha per completare la risposta. Io ho 40 anni oltre anni di età. Contributi.
Anni di età? Di età 71 ormai. Bene, allora, da quando è andato in pensione, ha mai fatto un controllo della sua pensione? Sì, l'ho fatto ultimamente e gli ho chiesto anche come mai che io non vedo mai nessun aumento qui. Allora. Non vedo mai nessun... dice perché ci sono le leggi, perché questo. Ma non capisco, se tutto aumenta, perché la pensione mia... Allora, scusi, guardi, dobbiamo Giulio ci dice. Giulio, dobbiamo distinguere due cose. Uno è l'aumento, uno è l'origine della sua pensione. La sua pensione ha un'origine, come ha spiegato la Giulia. Ha 67 anni, quindi lei li ha superati. No, io ne ho 71. Vabbè, appunto, sto dicendo, ha 67 anni e lei li ha superati. È possibile fare una verifica partendo dall'origine della sua pensione e guardare se con le norme che sono intervenute è possibile chiedere un ricalcolo della sua pensione, e questo lo facciamo noi come SPI, non so di dov'è, venga nell'ufficio più vicino della CGIL, chieda dello SPI e facciamo una verifica, anche perché per esempio se ha fatto il militare bisognerebbe vedere come hanno calcolato il militare, se gliel'hanno calcolato in regime di lavoratore artigiano o se gliel'hanno calcolato in regime di lavoratore dipendente, perché si può chiedere di applicare il regime più favorevole. Certo. Questo non so se l'ha già fatto, chi ha già controllato la pensione, dove è andata, però il consiglio che le do, perché se no stiamo qui a discutere tra di noi e sta finendo la trasmissione, viene da noi, gli fissiamo un appuntamento e facciamo un controllo dall'origine della sua pensione adesso. Sulla perequazione è il problema di tutti, specialmente se la sua pensione all'epoca era superiore ai 1.414 euro lordi, che vuol dire quasi 1.000 netti o forse anche un po' meno, ha avuto pochi aumenti perché la Fornero l'ha bloccata per 3 anni, e quando andiamo a Roma il 16, noi se viene anche lei ci fa piacere, andiamo proprio per rimuovere quell'ostacolo, perché quell'ostacolo c'è ancora, non l'ha rimosso neanche Salvini che ha detto che ha abrogato la borsa. Giulio, devo chiudere, grazie, però insomma, spero siamo stati un po' chiari su questo. Grazie a Paolino Barbiero, buon lavoro, e grazie a Giulia Busato per essere stata con noi. Ora vi ricordo a partire dalle 18:30 i nostri telegiornali, poi questa sera 20:10 puntuale. Grazie, buona giornata.